Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo alla PAC, acronimo di Politica Agricola Comune. Ricordiamo che è la prima politica che ha accomunato i popoli dell'Unione Europea, all'epoca si chiamava Comunità Economica Europea. La PAC è sorta nel 62, proprio per, finita la guerra da poco, proprio per produrre derrate alimentari. I popoli dell'Europa non avevano da mangiare e quindi si doveva produrre e incrementare la produttività agricola. Per parlare di questo, oggi abbiamo i nostri 10-12 minuti a disposizione, abbiamo invitato il dottor Andrea Povellato del CREA, dirigente di ricerca del CREA con sede a Legnaro, esperto anche di PAC e di sviluppo rurale, ma quest'oggi appunto parleremo con lui di PAC. Grazie Andrea per essere qui con noi oggi e io ti chiedo subito una cosa. La PAC quindi sorta, creata nel 62, ma in pochi decenni ha subito 5 riforme, ben 5 riforme. Per quale motivo? Bene, allora intanto vi ringrazio. 5 riforme, d'accordo. Dobbiamo tener conto che l'Unione Europea ha un bilancio proprio che deve gestire di una durata di 7 anni. Quindi ogni 7 anni abbiamo che anche per quanto riguarda le politiche europee relative al settore agricolo devono in qualche modo essere rimodulate, riformulate. Ricordiamo che siamo dentro il periodo 2014-2020. 2020. L'anno prossimo scade questo periodo, dal 2021 ci sarà un nuovo periodo di programmazione finanziaria e dovrebbero esserci delle nuove regole anche per la politica agricola comune. Una puntualizzazione delle 5 riforme. In genere si parla sempre di riforma della PAC quando si discute dei nuovi strumenti, ma forse ne potremmo identificare 2 come sostanzialmente molto importanti nella storia ormai più che trentennale della politica agricola comune. Una inizia all'inizio degli anni 90 con McSherry, in cui si pone sostanzialmente uno stop alla politica di sostegno dei prezzi e si comincia con i pagamenti legati agli ettari di terreno che si utilizzano. Quindi non più sostegno ai prezzi dei prodotti ma al reddito degli agricoltori. Ma al reddito degli agricoltori. Un'altra cosa importante avviene poi a metà degli anni 2000. Questa è la riforma Fischler. In questo caso la parola chiave è disaccoppiamento. Perché disaccoppiamento? Perché ci si era resi conto, in realtà già con la politica di sostegno ai prezzi, che l'obiettivo di incrementare, di cui avevi parlato tu prima, la produzione agricola era stato non solo raggiunto, ma anche ampiamente superato e quindi le produzioni eccedenti dovevano essere esportate all'estero, finanziate appunto dai contribuenti europei che finanziano appunto la spesa agricola dell'Unione Europea. Ascolta Andrea, in tutti questi decenni cosa ha funzionato della PAC e cosa invece non ha funzionato? Allora, diciamo subito se quell'obiettivo stabilito addirittura ancora nel 1957 di incrementare la produttività agricola era stato posto allora, è stato decisamente raggiunto. Siamo, credo, come Unione Europea il maggior player mondiale per quanto riguarda gli scambi commerciali. Per altri versi, uno degli obiettivi che tuttora è ancora valido, quello di un equo tenore di vita per gli agricoltori, probabilmente non ci siamo ancora, nel senso che anche le ultime statistiche danno il salario, cioè il reddito per agricoltore nell'Unione Europea quasi più o meno alla metà di un salario medio per un lavoratore in altri settori. Quindi da questo punto di vista, malgrado il sostegno della politica agricola comune, il sostegno al reddito sia abbastanza rilevante, forse meno per l'Italia rispetto a altri paesi europei, probabilmente da quel punto di vista c'è ancora molto da fare. Certo. Ne approfitto per ricordare a chi ci sta ascoltando e vedendo che Veneto Agricoltura
segue costantemente il tema della PAC, sia attraverso la newsletter quindicinale Veneto Agricoltura Europa, che può essere richiesta tranquillamente alla Veneto Agricoltura, ma anche attraverso una serie di pubblicazioni della collana editoriale di Veneto Agricoltura dedicati proprio alla riforma della PAC, che possono essere tranquillamente scaricati dal sito di Veneto Agricoltura. Ascolta Andrea, allora arriviamo alla PAC del periodo attuale, cioè 2014-2020, che si sta ormai anche esaurendo. Anche in questo caso, cos'è che non ha funzionato? Allora, ha tuttora delle forti ambizioni, ad esempio in termini ambientali, e da questo punto di vista è stato introdotto un nuovo strumento, quello del greening, l'inverdimento della PAC, che aveva lo scopo e ha tuttora lo scopo di giustificare la spesa agricola, che ricordiamo continua a essere una delle spese più importanti del bilancio europeo, siamo attorno al 25%, credo, ma era addirittura oltre il 50% all'epoca della politica di sostegno dei prezzi. Questo inverdimento serviva per ovviamente giustificare un sostegno al reddito a lavoratori che in qualche modo fosse giustificato in termini di servizi alla collettività che l'agricoltura sappiamo che rende, la buona agricoltura, quella che non inquina, quella che giustamente intensiva le produzioni ma che anche rende più gradevole il paesaggio nelle aree rurali. Ecco, per questo tipo di agricoltura si era pensato uno strumento, il greening. Ha funzionato sì e no, probabilmente ci saranno delle modifiche nella prossima periodo di programmazione. E a questo proposito ricordiamo che proprio in questi giorni il Parlamento europeo sta discutendo il bilancio pluriennale 2021-2027, all'interno del quale appunto ci sarà e c'è il capitolo agricolo. Voci di corridoio lo danno in riduzione, staremo a vedere, ma è molto probabile che lo sia. Ma tra l'altro anche la Commissione europea si sta formando proprio in questi giorni con il nuovo commissario europeo. Come si annuncia? O meglio, cosa dovrebbe avere la nuova PAC 2021-2027 per funzionare? Allora, da quello che si è visto nelle proposte di regolamento che sono uscite finora, io direi che ci sono due cose da tenere presente. Una grande enfasi sui cambiamenti climatici. Allora, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, l'agricoltura si trova in una posizione ambivalente. Da un lato è quasi sul banco degli imputati. Le emissioni agricole sono a livello europeo circa il 10%, anche da noi in Italia, del totale delle emissioni. Le previsioni nel lungo periodo al 2050 è che questa percentuale cresca, cioè malgrado ci si augura che ci sia una riduzione delle emissioni, sembra che l'agricoltura comunque abbia una caratteristica strutturale tale per cui si emette. Da questo punto di vista, tra l'altro, teniamo conto che il Veneto, tra le regioni italiane, è la seconda, dopo la Lombardia, come livello di emissioni per ettaro. Quindi molto da fare c'è in questo e la politica agricola comune cerca di affrontare questo problema. Dall'altro lato, e forse ancora più importante, è il problema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Su questo gli agricoltori veneti e il partenariato in genere è molto cosciente della rilevanza del fenomeno, legato soprattutto alla gestione delle risorse idriche. L'acqua è un fattore di produzione ormai fondamentale per produrre in modo conveniente e di qualità, e quindi questo è un aspetto dei cambiamenti climatici che preoccupa molto. Un altro di quello che potrebbe diventare un caposaldo è cercare di modificare il sostegno al reddito, dato in modo diciamo egualitario sulla base degli ettari che si possiede, che possiedono appunto i conduttori delle aziende, spostare l'accento sul rischio e sulle variazioni che ci sono sia climatiche che di prezzo per quanto riguarda le produzioni agricole. Senz'altro per quanto riguarda le variazioni climatiche non abbiamo paragoni con altri settori industriali,
Forse il settore del turismo per certi versi risente di questo fenomeno, ma non certo il settore industriale. E anche per quanto riguarda le variazioni dei prezzi non è così facile prevedere cosa succederà nell'arco degli anni. Ecco, tutti gli strumenti per la gestione del rischio, a cominciare dalle assicurazioni, senz'altro nella prossima programmazione si è già iniziato a fare qualcosa in questa, ma godranno di una particolare attenzione, perché questo è sostanzialmente in un certo senso il sostegno al reddito per il futuro, per un futuro di un'agricoltura che sia dinamica e al passo coi tempi. La collettività è sempre più sensibile alle questioni ambientali, di conseguenza vuol dire che anche l'agricoltura dovrà adeguarsi a queste richieste. Certo, questo qua è molto importante, l'esperienza di questo programmazione che vedeva appunto l'introduzione dell'inverdimento del greening come giustificazione per far passare una spesa agricola ancora molto importante nel bilancio europeo. Noi sappiamo che ci sono altre spese importanti, la ricerca, i fondi strutturali, ora anche il problema dell'immigrazione, e i parlamentari in sede europea non è che siano tutti contenti che si spenda ancora così tanto per l'agricoltura. Certo. Quindi giustificare in termini di un impatto positivo sull'ambiente, i servizi ecosistemici che l'agricoltura e le foreste riescono a dare in genere alla società, questo è fondamentale. E quindi questa è una partita importante che vede gli agricoltori come responsabili ultimi e devono essere consapevoli dell'importanza che ha questa sfida per la loro attività. Benissimo. Andrea, noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, ricordo soltanto che in una prossima puntata affronteremo invece l'altra colonna della politica agricola o comunque delle politiche rurali, che è appunto il PSR, quindi tutto quello che è collegato al secondo pilastro della PAC, cioè il programma di sviluppo rurale. Ringraziamo il dottor Andrea Povellato del CREA, qui di Legnaro, e seguiteci, seguite le pubblicazioni di Veneto Agricoltura, dove noi costantemente diamo informazioni su quello che si sta decidendo attorno alla riforma della prossima PAC 2021-2027. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.